Start dalla Malga Alta di Porra, destinazione il rifugio Pian della Palù. Qui andiamo a sinistra in salita. L'unico tratto ripido è il primo. Rimaniamo a destra rispetto alla pista. Qui andiamo dritti e poi a sinistra. Andiamo a sinistra. Che belli! Il monte alto. Eccoci già in vista del rifugio Pian della Palù. Rifugio Magnolini. E dopo circa 20 minuti eccoci arrivati al rifugio Pian della Palù. Buon appetito! Proseguiamo a sinistra verso il rifugio Magnolini. Qui saliamo a destra. Guardate che meraviglia di fiori, ma sono stupendi, sono stupendissimi, stupendi. Proseguiamo in faccia di salita verso Magnolini. Addirittura d'arrivo al rifugio Magnolini. E in meno di un quarto d'ora eccoci arrivati anche al Magnolini. Mi raccomando, in montagna sempre cani al guinzaglio per la loro sicurezza. Ci dirigiamo verso la baita Terben. Campana dei Bergamaschi. Continuiamo in salita. Secondo tratto di salita.
Eccoci quasi allo scollinamento. Eccola in fondo la baita Termen. Scendiamo. A sinistra trovate il percorso pianeggiante nel caso non vogliate fare la collinetta. Qui al crocevia di sentieri andiamo a destra per la seconda strada. Oltre quella collinetta c'è il rifugio, il lago di Iseo. Là in alto il rifugio Pora. E dopo circa 35 minuti eccoci arrivati anche al rifugio Termen. Eccoci. Torniamo verso il rifugio Pian della Padù. Eccola in fondo il Pian della Palù. Eccoci di nuovo all'incrocio dei cavalli. Seguiamo ancora il primo sentiero a sinistra. Ultimo tratto in salita. Rieccoci tornati al Pian della Palù. Fine del giro d'anello. E allora, signorina Babi, cosa ne pensi di questa escursione? Ma è un'escursione semplicissima, direi veramente una camminata di quanto siamo stati? Un'ora? Un'ora e 40. Un'ora e 40. Non ci sono salite, ci sono delle piccole collinette, ma veramente 20 secondi di salita. È adatto a tutto perché abbiamo visto veramente tantissimi bambini, quindi è un bellissimo panorama, bellissima giornata. Calda, ma comunque non come giù in città, che dire, io ve lo consiglio. Portatevi sempre una bella scorta di acqua e crema solare. Mandi! Rientriamo verso la macchina. Qui proseguiamo dritti in piano. Rieccoci alle piste. Adesso torniamo alla macchina. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai!